Buongiorno a tutti, eccomi qua, sono Franco Tosini, responsabile del centro sperimentale ortofloricolo Po di Tramontana di Veneto Agricoltura. Questa mattina siamo nella fase di raccolta, direi piena raccolta di fragole. Siamo in una serra in cui le stiamo coltivando secondo i principi tecnici della difesa integrata, con anche il lancio di insetti utili, insetti che vanno a predare e parasitizzare i parassiti più comuni per questa specie. Quindi avete visto 15 giorni fa il lancio di Orius, Levigatus, questo antocoride che va a predare i tripidi. Abbiamo lanciato poi Afiscout, che comprende 5 parassitoidi di afidi, e abbiamo lanciato la settimana scorsa anche della Crisopa, che preda effettivamente, soprattutto l'abbiamo lanciato in piccoli focolai di afidi stessi. Abbiamo qualche deforme, lo si sta notando sia sulla maglia che sulla Florida Beauty. Inizialmente sembrava fosse dovuto a una percentuale di umidità in serra bassina, adesso abbiamo visto, dopo monitoraggi continui negli ultimi giorni, abbiamo notato una piccola ripresa di tripide. Questa mattina stiamo valutando praticamente le due varietà. Qui vedete tutti i cestini che sono appena stati raccolti. Abbiamo, questa è la Florida Beauty, una fragola più, diciamo, piramidale, tronco conica, un bel colore rosso acceso, con il colletto bianco, molto lucida, che attrae, diciamo che si mangia con gli occhi, ed ha un equilibrio tra acidità e grado zuccherino molto apprezzabile. La malga invece è queste altre due file, è più corta, più tozza se vogliamo, ha una colorazione un po' meno rosso intenso, un rosso aranciato, ma comunque molto brillante. Gli acheni sono abbastanza visibili, ma che non danno fastidio, un calice fresco come vedete in questo caso ha un grado Brix abbastanza equilibrato, però ha una punta di acidità che la contraddistingue. Ecco, però entrambe sono tutte molto buone al palato, vedete le differenze, Florida e malga. La malga ha prodotto un qualcosina in più nella parte autunnale, siamo intorno a 205-210 grammi, un po' meno la Florida Beauty. Nelle prossime puntate saremo più precisi con la produzione, ovviamente primaverile e estive, e anche con il grado Brix e l'acidità. Grazie ancora.